192esima escursione inizia, terzo giorno qui in Trentino. Allora, partiamo dal parcheggio delle terme. Le terme sono queste qua dietro, perché poi dopo a fine giornata andiamo anche a riposarci un po'. A rilassarci. Qui ti lascio le coordinate da dove parte l'escursione e del parcheggio. Allora, partiamo appunto dalle terme, Andiamo nella Valle di San Nicolò e pranzeremo a Rifugio Ciampier. Questa Poi è al l'andata. ritorno vediamo. Al ritorno un modo Surprise. troveremo per tornare giù, spero, rotolando, perché è tutta in salita l'andata. E via. Ci vediamo dopo. E qui dove vogliamo andare dopo. Non vedo l'ora. A vaporizzarci qua. Allora, noi abbiamo parcheggiato alle terme, abbiamo fatto una discreta camminata. Per chi invece le terme non gli interessano, può parcheggiare qua dove c'è il fumarone, non sta dando a fuoco niente, sono i gas di scarico. Il parcheggio poi prosegue. Ce n'è abbastanza di posti auto. Gratuito, ti lascio le coordinate anche di questa zona parcheggio qui e così si risparmia un po' di strada e va direttamente su. La chiesetta e la malga. Adesso andiamo a prendere un coffee, visto che stamattina alla fine non l'ho preso. Andiamo in Val San Nicolò. Yes! Saliti in motoslitta, discesi in slittino. Dai, noi la salita la facciamo a piedi, non siamo così comodi. Al ritorno parliamone, dai. Gran bel panorama e qui abbiamo toccato i meno 12 gradi. Freschino, però fortunatamente non tira un soffio di vento, sennò a quest'ora. Laggiù c'è anche una malga, perciò per chi volesse mangiare, prendere qualcosa di caldo, qui a Sauch si può fare, noi però proseguiamo. Fresco. Saliamo ancora. Laggiù mi sa che c'è una malga. Oltre che c'è una grotta. E in questa cornice qui siamo arrivati alla nostra meta. Freddissimo. Dai! Freddo. E la Sonia va ad accaparrarsi il posto adesso. E qui ci sono anche vedi gli slittini. Oggi mi hai preso prima pappardelle di lepre. E per me zuppa d'orzo. Buon appetito. La baita è veramente bella, piccolina, infatti siamo stati fortunatissimi a trovare posto perché c'è la fila d'attesa. Infatti guarda l'orario. Mangiare. Abbiamo mangiato, adesso aspettiamo che ci danno lo slittino e scendiamo in slittino. C'è una bella pendenza, questi vanno forte, quindi bisogna stare attenti perché sennò ti ritrovi nel Siamo fiume. molto attenti. Vai pure! Questo sì che la...
E niente, siamo arrivati qui alla Malga Crocifisso dove eravamo prima e chiudiamo anche la discesa in slittino. Adesso Gli slittini vanno lasciati proprio di fronte alla Malga. in coincidenza è arrivata anche la motoslitta, perciò se li carica e se le porta direttamente su. Adesso a piedi andiamo al parcheggio dove c'è l'auto e poi dopo alle terme che ci meritiamo, ben meritate terme. Sì. 192esima escursione finita, siamo a pochi passi dove abbiamo parcheggiato la macchina e dalle terme che andremo a fare fra un poco. Non vedo l'ora. Sì, anche perché oggi abbiamo toccato meno 12 gradi. Mamma mia che Perciò, freddo. fortuna che siamo attrastati. Allora, prima tratta da Pozza di Fassa. a Baita Ciampier e l'abbiamo fatta a piedi, abbiamo fatto intorno agli 8 km e mezzo, sì confermo, e qui ti lascio i passi e i piani in salita. Fondo non era da ciaspole, i ramponcini andavano bene, anche senza si andava su. Una volta arrivati a Baita Ciampier e abbiamo pranzato, siamo arrivati prestissimo, la baita è piccolina, è bellissimo, un gioiello ma è piccolina, perciò noi siamo arrivati alle che ore erano? 11:15. Alle 11:30 prima della cucina, siamo stati se non i primi quasi a pranzare, poi dopo si è riempita così, anche perché su ci arrivano con la motoslitta. Quindi puoi decidere o di andare su a piedi oppure di farti venire a prendere con la motoslitta. Se non hai voglia di camminare. E pranzato, lì abbiamo preso lo slittino, siamo scesi fino a Malga Crocifisso e lì abbiamo fatto all'incirca quasi 4 km, dopo comunque scrivo tutto, e da lì, da Malga Crocifisso, siamo arrivati a piedi fino a qua che siamo intorno ad altri 4 km. Comunque, riepilogando, in descrizione ti lascio la traccia trekking. Se ti può servire ti lascio anche la traccia GPS della discesa in slittino, ma ti lascio anche dalla traccia dalla Malga Crocifisso al parcheggio, così almeno non puoi perdere. Non devi fare niente, devi solo seguire la traccia. In slittino pezzi molto veloci e pezzi invece piani, però dei pezzi sono veramente ripidi. È bello, divertente come sempre. Questo è quanto per il nostro terzo giorno in Val di Trentino. Fassa. Perciò adesso andiamo a svestirci, magari facciamo giusto 2 foto dentro, privacy rispettata di tutti naturalmente, se no ci vediamo domani. Se ti è piaciuto il video o vedere anche i prossimi, iscriviti al canale e anche buone passeggiate. E prima eravamo là al freddo, Adesso è il caldo. Le terme, c'è anche l'aperitivo è un buffet, perciò terme finite, quasi 5 ore, ma ce le siamo godute tutte. Bellissimo, ne vale veramente la pena.